Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio e bentrovati al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove sono scese appena ora in campo le due compagini, Eclisse Careni Pievigina in maglia bianca e dall'altra parte in maglia nera Union QDP. È il cosiddetto derby del quartier del Piave. Vediamo subito le formazioni in campo con l'Union QDP che manda sul rettangolo di gioco Pazzaia, Mognon, Iara, Bedin, Serafin, Markovic, Tessaro, Vigo, Zvezkovic, Gazzola e Sinameta. In panchina con Fedato troviamo Forner, Scopel, Biasin, Trevisiol, Selvestrel, Dinoto, Andreola, Lorenzon e Diomandè, che parte quindi dalla panchina. Eclisse Careni Pievigina, formazione di casa, risponde con Sartorello, Segat, Moretti, Frezza, Marco, Allegretti, Tibolla, Zanetti, Nicoletti, Ianco, Scarabel e Dezzotti. È tutto pronto, arbitro che aspetta il controllo delle reti per quanto riguarda le porte da parte dei due guardialine. In panchina con Della Bella troviamo Petterle, Marson, Canzian, De Faveri, Meneghello, Dalla Libera, Vitagliano, Damuzzo e Artin Selmani. È stata una settimana di novità in casa Careni, in casa Eclisse, perché se n'è andato Alessio Frezza, che ritorna per motivi di studio nel vicino Friuli, e arriva, lo ufficializziamo, da domani poi lo leggerete, insomma arriva un classe 99, Mattia Nardulli, ex Giorgione. Anni fa si parlava molto bene di questo giovane, una punta centrale, aveva cominciato con lo zero branco, non entusiasmando, e speriamo che invece ci possa entusiasmare qui, dove una punta centrale serve come il pane alla formazione dell'Eclisse Careni Pievigina. Gara iniziata, e allora andiamo a goderci questo primo tempo del derby del quartier del Piave, con Markovic che spinge in avanti subito i suoi. Attenzione, perché c'è Zvezkovic in mezzo all'area che cerca di controllare palle, c'era anche riuscito molto bene, poi palla per far continuare sulla sua fascia di competenza, sulla sua sinistra, il numero 10 Gazzola, anticipato da un difensore dell'Eclisse Careni Pievigina. C'è il primo calcio d'angolo per l'Union QDP, che parte in avanti con l'acceleratore proprio bloccato lì per togliere qualsiasi velleità, insomma, alla formazione di casa, che deve portare a casa, scusate il gioco di parola, 3 punti che sono e sarebbero importanti, ma attenzione anche alla QDP, perché l'abbiamo sempre definita squadra molto difficile da affrontare per tutte le formazioni, anche quelle di alta classifica. Una spizzata di Zvezkovic ancora, che non riesce però a girare verso la palla, prova a ripartire la formazione, la compagine di casa con il traversone, poi bloccato subito ancora in avanti. È un bruttissimo momento per quanto riguarda la formazione dell'Eclisse Careni Pievigina, che sta soffrendo questa partenza veramente a 1000 da parte del QDP, che ha provato con questo lancio lungo che sembrava finire decisamente fuori. Invece Mattia Bedin l'ha messa in mezzo al campo, in mezzo all'area di rigore, e stava per complicare la vita a Sartorello. Mattia Bedin quindi con questa palla messa in mezzo per Sartorello, che poi con l'aiuto dei suoi compagni è riuscito a prendersi il pallone e a rilanciare i suoi. Si riparte ancora una volta però con il QDP, che fa ottima guardia, un bel inizio della formazione di Fedato, che ha bisogno sicuramente di punti, perché il QDP si trova a 13 in classifica, mentre la compagine dell'Eclisse si trova a 19. Sono 6 lunghezze di distacco, sono 6 lunghezze però importanti. Ancora uno sbaglio da parte della ripartenza del QDP, ci pensa Tibolla. Anche per Tibolla è stata una settimana un po' particolare, perché reduce dall'influenza si è sfebbrato soltanto, ci
dicono nella nottata tra venerdì e sabato, quindi speriamo che sia, non sarà al 100% fisicamente, però è un giocatore che non molla mai, quindi il suo apporto lo proverà e continuerà a darlo. Verticalizzazione immediata del solito Scarabel verso il numero 9 Janko, sì, che rientra dopo la squalifica e dopo l'espulsione di un paio di settimane fa. Palla buttata in mezzo all'area dove Nicola Pazzaia, classe 1996, non ha nessuna difficoltà a prendere palla, a controllarla e poi con le mani a far viaggiare i suoi, sempre per linee verticali. Sbagliato il tentativo di passaggio in avanti ancora con Alex Zanetti che prende palla, davanti a lui c'è Janko, si ferma Janko, non si capiscono i due. Janko andava sulla sinistra, Alex Zanetti voleva la verticalizzazione centrale, non avrebbe avuto tutti i torti, in effetti Janko ha girato dalla parte sbagliata, è andato sulla sinistra, palla che è stata preda poi della difesa del QDP che butta in avanti questo pallone, controllato ancora dalla formazione di casa, che perde però subito la sfera a vantaggio di Sinameta, che prova a girare dalla parte opposta e ancora torna indietro con il giocatore dell'Union QDP che sventaglia in avanti. È Bedin che va a pescare il proprio giocatore, adesso con l'ausilio di Zeckovic c'è Gazzola sulla fascia, cerca di andarsene al giocatore Tibolla che gli monta una guardia spietata, niente da fare, ancora in avanti, ancora si gioca con parecchi sbagli da una parte e dall'altra. In questo caso prova la ripartenza, eccolo qui chiamato lo sbaglio anche dell'Eclisse Carini Pievigina che riparte con Tessaro, il QDP ci riprova ancora, Tessaro per Sinameta indietro e allora si cambia tutto dalla parte opposta del campo, deve impegnarsi a tenerla dentro ma ci riesce il QDP. Fallo di Janko inutile, quindi deve poi concentrarsi su questi falli, su queste manifestazioni, perché poi va a suo discapito questo fallo inutile, perché il giocatore stava andando sulla fascia ma controllato sia dallo stesso Janko e poi un pochino più avanti dal difensore della formazione di casa. Riparte il QDP con Gazzola che cerca di andarsene alla guardia montata ancora da Scarabel, ferma tutto e poi esce Moretti, ancora Scarabel che subisce forse il fallo del numero 10 opposto Gazzola. L'arbitro però non è di questo avviso e la palla può essere ripresa e giocata con le mani da parte della formazione dell'Union QDP, che si è spostato veramente nella metacampo d'attacco, in questo caso nella metacampo difesa dall'Eclisse. L'arbitro non vede un fallo di mano di Nicoletti, lascia giocare e allora ancora spinge la formazione ospite. Volevano un calcio d'angolo i giocatori, Zeckovic in particolar modo se la prende con l'arbitro, il signor Matteo D'Alziglio della sezione di Treviso. Secondo lui non ha dato il secondo calcio d'angolo che avrebbe potuto impensierire ancora una volta la retroguardia di casa. In avanti Tibolla che sbaglia il passaggio, Gazzola bene sulla fascia di competenza di Jara che punta l'uomo, 1 contro 1, ancora Jara trova il contrapposto di Segat che poi effettua un rinvio che termina sui piedi di un giocatore dell'Union QDP. Che partenza però che ha avuto l'Union QDP, ha sicuramente stupito e sorpreso la formazione di casa, che ancora non è riuscita a riordinarsi le idee. Palle poco giocabili in avanti per Janko e per De Zotti, che non deve aver toccato palla dalla parte opposta del campo, quindi abbiamo Markovic che con le mani mette in mezzo all'area per la testa di Zeckovic, Gazzola che salta, attenzione, c'è un tentativo di rovesciata che va a colpire e purtroppo l'arbitro chiama subito l'intervento dei sanitari perché il colpo alla testa, giustamente, speriamo non sia nulla di grave, speriamo non ci sia un taglio alla fronte del giocatore dell'Eclisse. Era ed è Allegretti, mi pare, a terra, quindi
Vediamo cosa si è fatto, ci auguriamo nulla di grave, come dicevamo, mentre Janko viene a posizionarsi qui sotto la tribuna centrale, ne approfitta per scambiare due chiacchiere con Matteo Vigo, classe 92, e si rialza Allegretti, che ha qualcosa da dire, non so se con l'arbitro oppure se con il giocatore reo di aver fatto questo, no, Tessaro, forse ce l'aveva con lui, però vediamo che Tessaro lascia stare, ecco sì, in effetti ce l'aveva con Tessaro, perché l'arbitro va a dirgli qualcosa e quindi dice lascia stare, non continuiamo con le proteste. Allegretti fuori e quindi uomini 10-11 per la formazione del QDP. Adesso chiede di rientrare immediato Allegretti, ottiene l'ok da parte dell'arbitro e allora squadre ancora con gli stessi effettivi in campo. Il rinvio di Nicoletti lungo, è un Nicoletti che sarà spostato a fare il difensore centrale al posto di Allegretti adesso Allegretti sta ritornando, quindi va a prendersi la posizione che gli spetta e poi Nicoletti può andare davanti alla difesa, diciamo, e posizionarsi lì dove gioca. Moretti la butta via questa palla sprecata, poi Moretti ancora va a cercare il fallo e a cercare di riprendersi questa palla ma non riesce. Il colpo di testa di Seckovic, ma si muove bene Tibolla sulla diagonale, va a chiudere e allora Sartorello che rischia un pochino, però la palla arriva su De Zotti. Vedete De Zotti dove è venuto a prendersi palla per toccarne una di sfera in questi 5 minuti giocati qui al Comunale d'Agostin, e quindi diciamo che 9 minuti veramente di gioco, ma con poche palle, poche azioni per il momento lanciate in avanti sugli attaccanti della compagine di casa, che dalla prossima settimana, quindi da domani, da lunedì, si usufruiranno del nuovo giocatore che il DS Titonel ha portato a casa in queste ore, ovvero Martia Nardulli, come dicevamo in inizio di telecronaca, un classe 99, punta centrale, che potrà giocare, potrà dare un aiuto insomma alla formazione dell'Eclisse, che di punta centrale può schierare Janko, anche se molte volte Janko poi viene relegato su una fascia a destra o a sinistra, dove secondo il sottoscritto rende meno di quello che potrebbe fare quando lo si pone in mezzo all'area di rigore, dove diventa certe volte letale e devastante. Viene in avanti ancora la formazione di casa con Scarabelli che prova a trovare questo pallone, però voleva trovare De Zotti che si è spostato qui sulla fascia destra del campo lasciando la sinistra. Moretti è andato in pressing alto, poi ritorna sull'uomo in marcatura, c'è il rinvio con le mani da parte di Markovic, che è un po' l'ex di turno. Ancora Seckovic anticipato dalla gamba alta, se così vogliamo, però l'arbitro sì, blocca tutto. Moretti, fallo per lui, se l'è presa, no, non è fallo, ma viene rigiocato. Il pallone era terminato fuori, quindi ancora Markovic con palla tra le mani, mentre abbiamo visto prima di rientrare in panchina Della Bella che ce l'aveva un po', mi pare, con Moretti, perché quel fallo, anche questo fallo fatto, forse poteva essere evitato. Dalla porta opposta spinge sulla fascia sinistra del campo Iara, che poi torna indietro cercando Gazzola. Eccolo Gazzola che si gira, è un po' lui il faro di questo QDP, deve però entrare di più nel gioco. Iara adesso si va a complicare la vita, poi va a cercare un fallo che non c'era, riparte ancora la formazione di casa, però deve costretto a tornare indietro con De Zotti che va addirittura dalle parti di Allegretti, che è pronto a sventagliare, alza la testa, guarda i suoi compagni, trova subito a fianco a sé un giocatore ed era Frezza che con qualche difficoltà in qualche maniera va su Tibolla viene sulla
fascia sinistra del campo dove gravita Moretti. Buona la finta di Janko per Alex Zanetti, che si va sull'1 contro 1, riesce in un primo tempo a passare, poi invece l'intervento del diretto avversario blocca l'azione della compagine di casa, che adesso prova finalmente ad uscire dopo 10 minuti buoni di spinta sull'acceleratore da parte della formazione dell'Union QDP. Bravo Markovic a fermare il tentativo di verticalizzazione su Moretti. Ancora la palla per la formazione dell'Eclisse. Buona Frezza, buono il movimento di Frezza. De Zotti che si mette in mezzo, Nicoletti ancora per Alex Zanetti, attende la sovrapposizione di Moretti, poi lo lascia. E il tentativo voluto di finta ancora di De Zotti, nulla da fare per Nicoletti che in scivolata cercava di prendere la palla, niente da fare, non riparte l'Union QDP, che adesso ha qualche difficoltà ad uscire dalla propria area, e allora ci prova con Gazzola, che gira bene Gazzola verso Sinameta vede arrivare come un treno il giocatore Iara sulla fascia sinistra del campo, allora lascia il pallone, ancora Sinameta e ancora Iara, torna indietro su Vigo che controlla Iara, alza la testa, mette dentro questa palla e bassa, arriva con un ottimo anticipo Tibolla, e qui c'è il fallo di Frezza. È una brutta posizione dove commettere fallo, perché se ben ricordo l'Union QDP qualche tiratore da lì ce l'ha, anche se se ne incaricherà Gazzola. Si avvicina anche Tessaro, ecco, forse Tessaro è quello che potrebbe essere interessato a questa palla, no, invece secondo noi fa il passaggio, e quindi vediamo, a meno che non si tratti di uno schema che Fedato ha provato durante la settimana. Comunque allora abbiamo Gazzola e Tessaro, vediamo chi dei due si aspetta il fischio dell'arbitro, che arriva puntuale. Si muove Gazzola, eccolo lì Gazzola che va a colpire la barriera, colpo di testa di un uomo in barriera, e allora la palla può essere giocata ancora da Scarabel, che però viene rallentato nella corsa dalla marcatura di un uomo del QDP che ragguanta la palla, la mette ancora per Zeckovic, che si muove bene e guadagna il secondo calcio d'angolo per la compagine ospite, che quando si propone dalle parti di Sartorello diventa pericolosa, perché sembra un po' in affanno, sembra un po' in difficoltà la compagine di casa. L'arbitro che ancora va a richiamare verbalmente Scarabel, che aveva qualcosa da dire. Chiamato lo schema dalla bandierina per gli uomini di Fedato, che si aggira davanti alla panchina. E allora ancora l'arbitro che va a parlare, questa volta con Frezza Marco in mezzo all'area, alza le braccia Markovic, poi c'è anche Sinameta in mezzo, palla che arriva lunga per Zeckovic, che di testa le prende tutte chiaramente. Poi il tentativo di allontanare riuscito, ma ancora in calcio d'angolo. È il terzo calcio d'angolo procurato questa volta da Allegretti. Il calcio d'angolo con tutta calma va a batterlo il solito Gazzola, mi pare. Vediamo se è lui, perché ha lasciato Markovic il compito a lui. Gazzola, che poi tra l'altro prova anche il pallone, non gli comoda questo pallone un po' sgonfio secondo lui, e allora ne vuole un altro. Arriva puntuale dal raccattapalle in fondo al campo, lo prova anche questo, non si fida Gazzola dei palloni di casa Pieve. Alza un braccio questa volta per un altro schema da provare, vediamo. Gazzola la mette in mezzo, però è corta sul primo palo, va a coprirlo attentamente Sartorello, palla che è terminata fuori, e quindi nulla da fare per il gioco tentato, il calcio d'angolo tentato e voluto appunto da Gazzola, con palla che termina sul primo palo. Riparte la compagine ospite con il lancio lungo per questa palla, ancora sulla linea e sulla catena Tibolla Moretti,
poi palla che termina fuori, c'è il solito Markovic, sono affidate a lui le rimesse in gioco e le ripartenze dentro la metacampo della formazione dell'Union QDP. 17 minuti di gioco e ancora il D'Agostin non si è sbloccata la gara con De Zotti che tiene palla. Adesso Scarabelli invita Segat a salire, Segat che va su Frezza, è una catena molto giovane questa, attenzione a Segat, eccola che prende palla, Iara in pressing fuori su De Zotti che c'ha da scartare e da elevarsi di torno anche l'arbitro, poi Moretti che fortunato riprende il secondo rimbalzo, Alex Zanetti dalla parte sinistra del campo prova il primo cross, bloccato, pallone che va in mezzo all'area di rigore. 17° minuto di gioco, paura per la formazione del QDP con Alex Zanetti che mette questa palla deliziosa in mezzo all'area, nessuno riesce a prendere il pallone, a deviarlo in porta e quindi nulla da fare per la compagine di casa che ancora una volta prova a colpire di rimessa con questo pallone. Alex Zanetti con le sue sgroppate ha impensierito più di una volta la retroguardia del QDP. Ci riprova dalla parte opposta Segat e ancora Frezza che viene via bene, Iara però lo blocca, poi ancora ragione Frezza, palla riconquistata dal solito Scarabel che gira tutto per Tibolla che va a pescarsi Allegretti ancora, anzi è Moretti, scusatemi, Moretti per Alex Zanetti ancora in mezzo, prende palla o cercava di prenderla Janko che ha toccato poche palle in questo frangente di partita, servito anche poco, dobbiamo essere sinceri. La difficoltà dell'Eclisse è quella di servire le sue punte, il tentativo di Scarabella ancora di verticalizzare, lui è bravo in questo, con Iara che viene via molto bene al suo uomo, Ceckovic di passaggio per l'1-2 non ricevuto, non ritornato, ancora Nicoletti che va per le terre ma la palla termina fuori ed è una rimessa in gioco con le mani da parte di Iara, Alexis Iara, classe 1999, che va a spingere sulla fascia sinistra del campo con le mani, lancio lungo in avanti ancora, cercando ancora un suo compagno, nulla da fare, in difficoltà sia Segat che Allegretti in precedenza. Ancora Ceckovic, indietro la palla, viene a prendersela, ritorna su Gazzola che la mette dentro corta e rasoterra, si arrabbia Allegretti per questo rinvio brutto che concede il quarto calcio d'angolo all'Union QDP e avanzano le torri del QDP, soprattutto con il numero 4 Mattia Bedin, e poi si porta dietro anche Giacomo Mognon, sono due esperti nei colpi di testa. La battuta dal calcio d'angolo del solito Gazzola, è buona questa palla con il tentativo di Ceckovic di prenderla, non riuscita, ma Gazzola ci riprova ancora e ancora un anticipo di Allegretti sul solito Ceckovic, poi Bedin che rimane lì, adesso deve ritornare però perché la retroguardia è sguarnita, ma ben donde ne ha Iara che riesce a prendersi questa palla e si propone sulla fascia sinistra del campo, va giù quasi fino in fondo, si ferma poi per il traversone, lo farà adesso? No, cerca l'appoggio ancora su Vigo che la mette dentro, tocca un difensore dell'Eclisse Careni Pievigina e sono 5 i calci d'angolo che ha collezionato per il momento la formazione dell'Union QDP. E allora con Nicola Gazzola che va alla battuta quando sono trascorsi, vediamo al cronometro, 21 minuti di gioco qui al D'Agostin, risultato fermo sempre sullo 0-0, una gara, il derby del quartiere del Piave, che avrebbe bisogno, diciamo, per entrambe le formazioni di 3 punti. Colpo di testa di Alex Zanetti che la mette fuori, poi è lo stesso Alex Zanetti aiutato da un altro rinvio a provare a ripartire, ma la palla con il colpo di testa gli scivola fuori in fallo laterale e allora nulla da fare, si rigioca con Iara, palla tra le mani, attende la posizione dei suoi, vengono a farsi vedere un po' di giocatori del QDP, la mette lunga per Ceckovic sempre sulla fascia,
ma fa buona guardia questa volta Segat, che blocca la ripartenza. Il tentativo poi viene bloccato ancora da Frezza, che la rinvia lunga e alta. Janko che deve metterla a testa, deve metterla a terra, lo fa anche bene come stop. Allora riparte sulla fascia sinistra del campo Moretti, che deve spingere, deve andare oltre la metà campo come ha fatto adesso, però certamente ci vuole un tocco di palla migliore, un cross, un traversone decisamente migliore. Si arrabbia Della Bella, che dice calma, tranquillo, perché sei qui, puoi spingere, puoi scegliere cosa fare. Ha scelto la cosa peggiore, ne è uscito, attenzione però, perché vedo che anche il campo non è in grandissime condizioni, ci sono delle gibbosità, quindi potrebbe anche aver trovato insomma qualche problemino nel rinvio, nell'alzare questa palla. Però insomma a uno come Moretti ormai deve riuscire a fare un po' di tutto. Jara sulla fascia, vediamo se guadagna l'altro calcio d'angolo. No, viene bloccato questa volta. Jara è costretto ad andare indietro per Vigo. Ancora Jara che va sull'1 contro 1 vincente, tra l'altro con Gazzola adesso in fuorigioco. Adesso si alza la bandierina, c'era il fuorigioco un po' scontato. Questa palla Gazzola non gliela doveva dare, ha poco da arrabbiarsi con Jara, insomma doveva pensarci lui a non dare questa palla, perché era inevitabile che Jara finisse in fuorigioco. E allora Sartorello in completo rosso totale, tranne le scarpe bordate di verde, c'ha un po' tutto rosso e quindi lo si vede, mentre dall'altra parte abbiamo un completo verde con calzettoni neri. Vedibili quindi i due portieri, sono due bravi portieri. Sartorello è uno che conosciamo perché classe 1990, Pazzaia è un 96, è uno dei portieri a cui si guarda con maggiore attenzione. È stato insomma un po' di alti e bassi ha avuto in queste annate, però diciamo che è un portiere che può fare bene. È un mosnighese lui, sì, è uno di casa, insomma, giocare per la sua squadra è sicuramente cosa bella e buona. Cerca di andarsene Markovic, che qui a Pieve fa sempre belle partite perché un po' insomma ci tiene da ex. La butta dentro Tessaro, e avete sentito forse in sottofondo l'urlo disumano di Sartorello, che ha chiamato mia la palla. Attenzione, il colpo di testa di Mognon che invita proprio Pazzaia ad uscire dalla sua porta. Attenzione perché il rinvio è bruttissimo, lo mette in fallo laterale, però attenzione perché sul rinvio poteva anche sbagliarlo e Porta era completamente sguarnita, quindi a questo punto meglio così, perché si riprende con la massima calma e con una rimessa in gioco con le mani da parte di Segat, che invece di accelerare rallenta il gioco ulteriormente. Allora vediamo ancora una volta, sempre sullo 0-0 al 25esimo minuto di gioco, quasi alla mezz'ora. Zeskovic manovra in mezzo all'area, attorniato da 3 giocatori della formazione di casa. Tibolla per Alex Zanetti vede la sovrapposizione di Moretti, gliela doveva dare di qua. A questo punto non si è fidato di Moretti, visto l'errore in precedenza, però ha sbagliato Alex questa volta, perché sicuramente la proposta e la sovrapposizione di Moretti era buona e quindi andava premiata. Jara, che sempre lui sulla sua fascia di competenza va avanti e indietro molto bene, si muove altrettanto bene anche Mattia Bedin con l'ausilio dell'altro centrale del QDP. Lancio lungo per Zeskovic che la lascia sfilare questa palla, poi forse c'era un fallo ma l'arbitro lascia correre, e allora Alex Zanetti all'insegna all'altezza della metacampo. O Moretti va come gli propone Alex. Bravo Moretti che va dentro in area. Moretti la mette dentro, c'è un tentativo di deviazione, anzi una deviazione riuscita da parte del portiere su Moretti, che a quel punto non sapeva più cosa fare, se metterla in mezzo o andare al tiro. È andato al tiro con forse anche una deviazione, poi le immagini ce lo spiegheranno meglio nel replay forse, ma c'è stata la parata di piede da parte di Pazzaia che ha salvato il risultato, perché era nell'angolino basso
alla sinistra del portiere, alla sinistra di Pazzaia, ed è proprio Pazzaia che adesso esce con palla tra le mani, appoggia al suo numero 11 Claudio Sinameta, classe 2000, un giocatore che ha preso in mano il reparto avanzato dell'Union QDP con molta esperienza, essendo tra l'altro molto giovane, un 2000, e quindi adesso Gazzola che sventaglia per il solito Zeckovic, che applaude all'insegna del suo compagno di squadra, che gli fa segno: guarda che la palla forse non era per te, ma se ci fosse stato qualcuno sulla fascia dall'altra parte avrebbe avuto maggior fortuna. Bedin in difficoltà contro De Zotti, che adesso prende palla, si gira, la deviazione, vediamo, oppure l'ha sbagliata, no, l'ha sbagliata proprio, l'ha sbagliata De Zotti, non riesce a centrare la porta, si era anche girato bene, Mattia Bedin ha fatto la cosa che un difensore non deve mai fare, ha saltato dando la schiena dall'attaccante di casa, però non ne ha approfittato De Zotti, e allora palla che termina abbondantemente a lato, e allora Pazzaia va al rinvio, ancora lungo oltre la metà campo per il tentativo di colpo di testa riuscito tra l'altro del solito Zeckovic, che viene a prendersi la palla. 28esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato qui al D'Agostin. Se ne va Nicoletti molto bene sull'anticipo sbagliato, uno dei pochi errori di Jara, che poi rimedia alla grande andando di nuovo in marcatura su Nicoletti e costringendolo alla rimessa in gioco con le mani, che riprenderà tra pochissimo. Si avvia Segat con le mani per quanto concerne questo pallone da rigiocare, da mettere in mezzo al campo, ancora fuori Nicoletti. Segat dietro tutto per Allegretti, alza la testa, trova De Zotti, ancora Allegretti, sarà costretto a venire da Tibolla, no, sceglie di andare in avanti, ancora per De Zotti, l'azione è lì, ed eccolo qui quello che dicevo, si va da Tibolla, che è quello che fa un po' il metronomo e gira da una parte all'altra le palle, con Alex Zanetti, si apre lo spiraglio di porta, lui c'ha anche il tiro e non è neanche uscito poi di tanto, insomma, questo tiro abbondantemente dai 28-30 metri, palla che però va fuori e la riprende Pazzaia per rigiocarla con i piedi. Eccolo Pazzaia al tiro e al rinvio dalla sua posizione di poco oltre la metà campo, colpo di testa, ancora De Zotti che cerca di prenderla questa palla, non ci riesce, poi commette fallo il difensore del QDP, che permette, era Mognon, che permette all'Eclisse di ripartire con un calcio di punizione, palla inattiva per Allegretti, che deve provare a velocizzare un po', ma con ordine. Tibolla è marcato dall'occhiata di Zeckovic, allora Allegretti la mette su Alex Zanetti, che cerca di andarsene al suo diretto avversario. In un primo tempo ce la fa, poi rimonta ancora l'azione della formazione di casa, che ritorna da Allegretti. In diagonale Tibolla che gli ritorna la palla, Allegretti alza la testa, Janko in mezzo all'area, vediamo se riesce a servirlo, attenzione, un tentativo di servire Janko anticipato molto bene da Pazzaia in uscita, palla tra le mani, tra le braccia di Pazzaia, pronto al rinvio lungo con questa palla che va oltre la metà campo abbondantemente. Zeckovic che si aiuta forse con la mano, ma l'arbitro era completamente dall'altra parte e girato, non ha potuto vederla, l'hanno vista solo quelli che erano in tribuna. Non c'è il fuorigioco perché Gazzola si abbandona e lascia il pallone, e quindi bene così, bravo anche Moretti a venirne fuori da questa azione. Lancio lungo, adesso può giocarla, spizzarla, vedete la pericolosità di Janko è questa, però bisogna avere sempre, lo continuiamo a ripetere, sempre la massima attenzione da parte di chi gioca con lui davanti, di velocizzare quando va la spizzata, perché la palla può arrivare o a destra o a sinistra, ma ti arriva in ogni caso. Palla con il tentativo di ripartenza, secondo errore di Jara, insomma, che alza la mano, chiede scusa ai suoi compagni, è Fedato davanti alla propria panchina, chiede, mi pare, di accorciare le linee e quindi di portarsi un attimino, ecco, vedete che in effetti
centrocampo e difesa giocano molto alti, guardate dove sono, in mezzo al campo, però adesso torna indietro Mattia Bedin, il tentativo di andarsene di De Zotti viene fermato e l'arbitro, il signor Matteo D'Alziglio della sezione di Treviso, dice che c'è un fallo da battere a favore della compagine di casa, e allora c'è il solito Scarabel che va dal solito Tibolla che punta l'uomo, va su Moretti 1 contro 1, preferisce invece subito il tentativo di cross troppo corto, troppo basso, alla meglio il QDP, però butta via la palla il QDP e allora la riprende Segat. Attenzione, Segat con questa palla che stava provocando qualche danno, fortunatamente per lui c'è in mezzo Frezza che reagisce bene. Tibolla allarga le braccia perché non si fa vedere nessuno, infatti davanti se non si muove Alex Zanetti, che è venuto a prendersi palla adesso Janko, però questo movimento lo devi fare molto più spesso, insomma, ma nulla da fare, viene fuori ancora la formazione del QDP. Gazzola va per le terre, si è lasciato andare, come ha sentito che si era appoggiato un giocatore di casa, si è lasciato andare. Tibolla, Janko, brutto lo stop perché non tiene la palla, l'arbitro non gli dà ragione perché deve stare zitto, deve cominciare, e poi il capitano Serafin dice qualcosa, il pubblico di casa QDP si lamenta qui in tribuna. Janko, bravo, l'intenzione c'era, De Zotti l'aveva girata giusta per Alex Zanetti, però la palla terminata lunga e fuori. Bedin la controlla con il piede, pronto per far ripartire ancora una volta i suoi, sperando naturalmente in una migliore impostazione di gioco, che non riesce ad andare in avanti perché al 33esimo buttano via ancora palla la formazione dell'Union QDP, che era partita, lo ricordiamo, 10 minuti di spinta buona davanti alla porta di Sartorello, con la creazione di un paio di azioni che avrebbero potuto aver maggior fortuna. Poi è uscita la formazione di casa che ha preso in mano, possiamo dire, il gioco, seppur non producendo un gioco eclatante o un gioco da dire di poter timbrare una rete oppure timbrare una vittoria. Per il momento è un pareggio quello che sta scaturendo qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, pareggio che in questo caso sta un pochino stretto ad entrambe, un risultato che alla fine, uscisse questo pareggio, l'Union QDP salirebbe a 14 e l'Eclisse a 20, però aspettando tutti gli altri risultati. Vi ricordo che il Giorgione riposa, quindi sarebbe passato, però l'Iventina e Istrana invece regolarmente in campo, e vedere cosa succede, ma di questo parleremo più avanti. Alex Zanetti molto bene, la mette dentro, altrettanto bene, ma prima di De Zotti arriva ancora Capitan Serafin a mettere fuori la palla. Guardate Zeckovic che in mezzo a due guadagna, fa quello che deve fare il classico centravanti, prendere palla e prendersi il fallo, va per le terre e il suo dovere l'ha fatto. Poi si sposta in avanti con Tibolla che va in marcatura. Vi dicevo prima in apertura di telecronaca che per Tibolla è stata una settimana falcidiata dall'influenza, sfebbratosi proprio nelle ultime ore. Scarabel perde il pallone, poi Allegretti lo riconquista, va sulla fascia e prova ad appoggiare su De Zotti che arriva per tempo da indietro. Attenzione, riparte Scarabel che deve verticalizzare ma subisce il fallo. È un po' una fortuna per Scarabel questa, perché tutte le possibilità di aprire su qualche uomo in casacca bianca si erano chiuse dalla buona posizione di marcatura dei giocatori del QDP di Fedato, che adesso davanti alla sua panchina sta ordinando qualcosa alla difesa. Buona la finta di Alex Zanetti che cerca di venire in avanti, bloccato dal solito Nicola Markovic che fa guardia attentissima su Alex Zanetti. Eccolo ancora Markovic che va al rinvio lungo sulla fascia, è preda però di Frezza che la mette giù. Tibolla, corto il pallone ma Moretti non si muove, troppo lento. Allegretti in palleggio elegante con Tibolla,
viene fuori da Segat, ancora Allegretti in mezzo al campo, alza la testa sventagliata cercando non so chi, se Alex Zanetti oppure Moretti qui sulla fascia, nessuno dei due però che conquista palla, la prende Sterskovic che poi prova l'appoggio con Gazzola che si arrabbia con lui perché voleva la palla sulla fascia, invece gliela ritornata. Moretti in mezzo, attenzione De Zotti che va al tiro, ci prova, va al tiro e viene deviato. È il primo angolo per la formazione dell'Eclisse, è il secondo angolo per la formazione dell'Eclisse, con De Zotti che è andato al tiro all'altezza dell'area di rigore, palla che viene deviata e quindi in angolo, nessun problema per Pazzaia. Vediamo adesso che cosa sortisce da questa battuta. È buona questa palla che poi arriva in qualche maniera in mezzo all'area, toccata da un po' di gente, la palla però deve girare ancora fuori a metà campo con Segat. Anticipato, male, attenzione, scoperta la retroguardia di casa con Jara che è velocissimo, Jara che si invola, Jara prova l'esterno e ci riesce, Jara, gran gol di Jara, perché al 38esimo minuto di gioco Jara, su uno sbaglio ancora della ripartenza dell'Eclisse, castiga la formazione di casa con un esterno, mi pare di aver visto un esterno che Sartorello era riuscito a toccare, ma di quel tanto che non è servito per metterla fuori, ed è arrivato il gol del vantaggio. Quando in apertura di telecronaca abbiamo detto che il QDP è squadra da prendere con i guanti, con le molle, perché è squadra difficilissima, rognosa, è una squadra che non molla mai, è una squadra che ti lascia, può darti il senso di lasciarti giocare, però poi è lì, è pronta alla ripartenza, come in questo caso. Jara tra l'altro sta giocando molto bene, ha sbagliato solo 2 o 3 palloni in tutti questi quasi 45 minuti di gioco, e allora adesso la situazione va a confermare quelli che erano stati i 10 minuti iniziali bellissimi della compagine ospite. Al 38esimo minuto di gioco trova il gol del vantaggio la compagine di Fedato, che adesso può guardare con un attimino più di tranquillità all'impostazione della sua partita, all'impostazione della sua gara, perché adesso c'è la possibilità di ragionare, di provare naturalmente a tenere lì ferma la compagine di casa, che a sua volta dovrà reagire. 39esimo minuto di gioco, un minuto passato dal gol di Jara, molto bello, una cavalcata imperiosa, 15-20 metri di fuga sulla fascia dopo aver conquistato palla, persa malamente da un centrocampista di casa Eclisse. Riprova ancora la formazione di casa con Alex Zanetti che mette dentro questa palla, ma nessuno delle due punte, né Janko né De Zotti, va al tentativo di deviare di testa, di piede in qualche maniera per impensierire Pazzaia. Palla che termina sul fondo, la ripresa avverrà con un rinvio a lungo, pensiamo, di Pazzaia. Eccolo, colpo di testa di Sinameta che la tiene lì, lottano duramente ancora su questo pallone, l'arbitro lascia giocare, Vigo per Gazzola, ancora Jara, l'autore del gol, che riparte, ancora Sterskovic che fa continuare sulla falsariga di questo tentativo di andarsene ancora sulla fascia sinistra del campo, che è quella che ha procurato più problemi fino ad ora per la compagine di casa. Jara è stato veramente una spina nel fianco per la retroguardia dell'Eclisse fino al momento del gol, naturalmente, che è arrivato in maniera splendida. Gira bene ancora il QDP con Markovic che la mette a terra, cerca di trovare Gazzola che poi fa sportellate, anzi era Tessaro che fa sportellate un paio di volte con Tibolla, poi c'è l'ammonizione che arriva a Tibolla. Allora, ammonito Tibolla, e il pubblico di casa Eclisse non è molto d'accordo perché la sportellata era arrivata in precedenza da parte di Tessaro, però poi c'è stata il tentativo di ribellione e di allontanare Tibolla dal giocatore stesso, e quindi ammonizione per Tibolla che deve stare attento.
ma in mezzo al campo a testa bassa Tibolla va in marcatura sul suo uomo, viene Zečković ad affiancare Gazzola, anzi dice qualcosa a Gazzola probabilmente dove vorrebbe la palla e dove tentare di metterla, vediamo, mentre l'arbitro sta parlando con i due in barriera dell'Eclisse, quindi Alex Zanetti e De Zotti, che sono stati sistemati adesso a regola d'arte da parte di Sartorello. Gazzola che vuole il movimento dei suoi, è entrato anche Bedin, palla che vediamo dove potrebbe anche tentare il tiro Gazzola, no, la mette dentro, impegna Sartorello in un rinvio a pugni, poi dalla parte opposta ci prova in mezza rovesciata il giocatore del QDP, mentre Fedato ne approfitta, visto che il pallone era uscito fuori, a chiamare la posizione dei suoi. Era Tessaro che era andato al tiro lungo, eccolo Tessaro ancora, il colpo di testa, Scarabel che prova a far ripartire i suoi, De Zotti, poca cosa anche per De Zotti che spinge su Frezza per il tentativo di Alex Zanetti, contrastato dal colpo di testa di un suo avversario. Spinge anche Moretti che viene a sostegno di Zanetti con le mani. Moretti cerca Zanetti, eccolo qui, poi spinge ancora Moretti, deve metterla dentro, è buona questa palla, va al tiro Nicoletti dai 25 metri, un tiro al volo cercato, invece la palla è uscita soltanto sfiorata, nulla da fare per il tentativo cercato, voluto da parte della compagine di casa, che al 43esimo minuto di gioco, lo ricordiamo, è sotto per 1-0 e andrà al riposo. Probabilmente vedremo se succede qualcosa in questi 2 minuti di gioco. Intanto Della Bella, stavo per dire che Della Bella negli spogliatoi dovrà farsi sentire, perché è stato un primo tempo approcciato forse con troppa morbidezza, con troppa delicatezza, insomma, mentre il QDP è andato giù di spada, mentre la formazione di casa ha lavorato più di fioretto, se possiamo dire. Questo tentativo di ripartenza, poi ancora l'Eclisse che ci riprova, viene fermato da Markovic, ancora Alex Zanetti, poi in sforbiciata Tessaro per servire il solito Zečković, ma c'è Allegretti su di lui, viene a prendersi la palla Moretti, poi la lascia ad Allegretti la mette dentro per Alex Zanetti, nulla da fare, e allora Tibolla ancora, molta confusione per quanto riguarda la formazione di casa. Dicevo, dovrà farsi sentire Della Bella. Tra il primo e il secondo tempo ha già mandato a scaldare un giocatore che sta facendo il riscaldamento, quindi probabilmente tra il primo del secondo tempo vedremo un uomo nuovo in campo e non lo so che intenzioni abbia, ma dovrà provare a spingere. De Zotti a me è piaciuto poco quest'oggi, perché si è visto anche poco, anche Janko per carità servito forse poco adesso cincischia Moretti, poi vuole qualcosa di più, ma deve sbrigarsi a venire indietro, invece se non si è fatto nulla perché la difesa è sguarnita. Eccolo Moretti che rientra, e allora vediamo quanto ci sarà di recupero. 1 minuto probabilmente, perché di più non penso. 3, poi verrò smentito immediatamente, quindi vediamo se si gira De Martin. Eccolo là, 1 minuto, più di tanto insomma non era successo, quindi siamo andati bene su questa previsione. Markovic che mette fuori la palla, anzi che si ritrova la palla tra le mani, è sempre lui a rigiocarla da fermo qui con le mani. Vediamo sulla fascia, si muove Zečković che si fa vedere, scappa alla posizione di Gazzola, poi ancora Markovic che forse aveva commesso fallo. L'arbitro è uno che lascia giocare molto e la partita è stata anche veloce, poco interrotta da fischi magari che non servono a nulla, servono solo a spezzare il gioco. Quindi Janko ancora anticipato, come vedete, e come abbiamo già detto, poco servito, e quelle volte che è stato servito non è riuscita a tenerla la palla, la sfera, quindi in difficoltà. Moretti che prova a spingere sulla sua fascia di competenza. Moretti 1 contro 1, deve decidersi se andare giù e provarci. Sì, la mette, però troppo sotto, rimane a terra ancora per la seconda volta Moretti, e per la seconda volta
tarda a rialzarsi e lo salva il duplice fischio dell'arbitro, il signor Dalziglio di Treviso, che dice che può bastare 1-0 per l'Union QDP. Si va al riposo con il vantaggio della squadra ospite. Ci risentiamo tra 15 minuti circa. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Rieccoci collegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo. Sta per ripartire la gara, c'è subito una sostituzione, squadre che sono già in campo, e come avevo accennato prima del termine del primo tempo c'era il cambio. Allora aveva mandato a scaldarsi De Faveri e vediamo, De Zotti c'è, Ianco pure, fa uscire il numero 4, fa uscire Frezza, che in effetti si è visto molto poco. Primo, secondo tempo, quindi dentro il numero 15 De Faveri. Prova ad alzare un po' il baricentro della Bella e vedere cosa salta fuori. C'è da recuperare questo gol di vantaggio che Iara ha timbrato sul personale suo cartellino e che porta 3 punti in questo momento importantissimi e fondamentali per la formazione dell'Union QDP, che in questo girone naturalmente deve, ecco la gara che prende il via. Dicevo che in questo girone deve conquistare punti, perché sotto si sta lottando. Vi ricordo la situazione con l'Union QDP che di punti ne ha 13, il Real Martellago 12, il Nervesa ne ha 11, il Treviso con 2 punti di penalizzazione ne ha 8, ma la situazione non è buona in quel di Treviso ancora. Vittorio Falme Cassette, chiude il Tombolo Vigontina con 6 punti, e sicuramente il Tombolo la squadra più indicata per la retrocessione, lo si è capito fin dalle prime giornate, fin quando sulla panchina sedeva Massimo Susic, il bravo difensore ex Treviso, ex Parma tra l'altro, che aveva preso la panchina appunto del Tombolo, poi dopo 3 o 4 giornate mi pare sia stato esonerato. Si scalda anche Marson, che torna a vedersi in rosa, quindi i problemi per lui al ginocchio speriamo siano passati, mentre dalla parte opposta c'è questo calcio di punizione che tra poco la compagine di casa andrà alla battuta. 1 minuto e 16 secondi di gioco, fermi tutti, c'è l'arbitro che sta sistemando con oculatezza i 2 uomini in barriera, sono Sinameta e Vigo, messi a 9:15, ancora parla l'arbitro con Alex Zanetti e con il nuovo entrato De Faveri. E poi dovremmo essere pronti, fischio che arriva, eccolo, e quindi la palla viene messa dentro, sfiorata, c'è il gol ancora di Tibolla? È ancora Tibolla che sul tocco di un suo compagno di squadra va alla deviazione ancora vincente di Tibolla che timbra il suo secondo gol, mi pare, in casacca dell'Eclisse. Gol sul traversone, anzi su calcio d'angolo mi pare, no? No, su traversone, punizione, traversone di Scarabel, solito, e poi il tocco in mezzo all'area, qualcuno ha toccato, poi è arrivato Tibolla per il gol del pareggio, e allora rimette le cose in parità, rimette le cose nel verso giusto la compagine di Della Bella, che allora può adesso portarsi in avanti, vedere se è stato colpito a freddo il QDP.
Palla che arriva a metà campo, deve gettarsi Nicoletti per prenderla, poi la offre a Segat che a sua volta va su Allegretti. Allegretti, Segat ancora, stava per venire atterrato Segat da Jara, continua il suo dribbling, poi va su Allegretti, il colpo di testa di Janko per il tentativo, prima una spizzata di Alex Zanetti, la palla che termina sui piedi di De Faveri, che si è coordinato molto bene, tiro che è riuscito a tenere basso però non precisissimo, la palla che è terminata alla destra del portiere Pazzaia. 1-1 il risultato, ve lo ricordo ancora, qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove nemmeno il tempo di un giro, anzi un giro e mezzo delle lancette, e poi il gol trovato dalla compagine di casa che rimette tutto in parità, e quindi da qui si può ripartire. Altri 45 minuti da giocare con la massima attenzione adesso per non farsi colpire nuovamente per quanto riguarda la formazione di casa, con Allegretti che esce bene, il rinvio lungo dalla parte opposta, l'altro numero 5 Roberto Serafin, il capitano, blocca tutto, perde il palla, ancora il QDP che viene in avanti, ancora palla persa con Sartorello che deve impegnarsi per evitare il calcio d'angolo, ci riesce mi pare, sì, si andrà con le mani e sarà il solito Nikola Markovic a mettere in gioco questa palla con le mani. Rimessa lunga in mezzo all'area per la testa di Zeckovic che la spizza, arriva dalla parte di Segat, il rinvio lungo prima dell'arrivo di Jara, ancora De Zotti mette il corpo davanti, buono, ancora Segat, poi subisce il fallo, l'arbitro segna che ha visto, poi vediamo cosa succederà. Janko che prova da volare alto ma la palla termina e passa sopra di lui, nulla da fare, l'arbitro ha fatto segno che aveva visto il fallo su De Zotti. Pensiamo che se la palla uscirà forse ammonirà il giocatore, non lo so, vediamo. Pazzaia con le mani, 5 minuti di gioco, sbagliato il rinvio, la prende Alex Zanetti, ancora viene dentro De Zotti la mette in mezzo, Bedin è bravo, in 2 tentativi la mette fuori, ancora Alex Zanetti, ancora per Scarabelli il tiro e la parata di Pazzaia. È un buon momento per la formazione di casa che al quinto va al tiro con Scarabelli, il tiro termina senza problemi tra le braccia di Pazzaia, ancora troppe palle perse un po' da ambo le squadre, però si sta mettendo un pochino più in luce in questo secondo tempo, visto anche il gol trovato subito. Ecco il Janko che se la prende con il pallone scagliandolo violentemente contro i tabelloni pubblicitari. C'era questa volta Zeckovic che voleva il fallo, non così la pensa l'arbitro, e allora De Zotti per Scarabelli, bravo Scarabelli dalla parte opposta, deve impegnarsi Moretti a prendersi questa palla ma ce la fa, va sull'autore del gol, l'autore del pareggio, Tibolla per Nicoletti, il capitano si gira bene, c'ha Segat vicino a lui e lo serve al 6° minuto con Segat che punta l'uomo, poi vede subito sulla fascia di competenza De Zotti, la mette dentro, cerca di girarla, ancora in torsione Janko, arriva Alex Zanetti, non riesce a controllare palla e allora nulla da fare per la formazione di casa che però ha sta decisamente spingendo di più e sta cercando naturalmente di portarsi in vantaggio, sta cercando il gol del vantaggio la compagine di Della Bella, ma risponde subito il QDP che viene dentro in area con il suo giocatore ed è Gazzola, uno dei migliori fino a questo momento tra i suoi. È quello che deve fare un po' il gioco, che deve comandare un po' il gioco, chiaro. Dipende poi da lui farlo girare con Zeckovic che ha avuto pochissime palle sfruttabili, soprattutto in altezza, in mezzo all'area.
e tra l'altro anche in marcatura c'ha Allegretti e in raddoppio Tibolla, due personaggi quindi un po' difficili da saltare, come in questo caso. C'era forse la spinta di Zeckovic alle spalle di Allegretti, che poi è riuscito in qualche modo a far arrivare palla al portiere Sartorello. Lungo rinvio di Sartorello per Janko, che ha provato di testa, ma il capitano Serafin controlla palla, la riconquista. Ecco Jara ancora sulla sua fascia, ci aveva stupito in precedenza, adesso perde palla per Nicoletti che la riconquista con De Zotti, poi Scarabel, ancora Segat che alza la testa, vede proiettarsi e vede venirsi a prendere la palla il numero 15 De Faveri. Era buona l'intenzione di De Faveri, mi ricordo Francesco De Faveri, classe 1999, buona l'intenzione, è venuto incontro molto bene la palla, ha cercato di girarla subito per la fascia, però non c'era nessuno e palla che termina sul fondo, termina in fallo laterale, quindi anzi sul fondo, perché la riprende, la rimette in gioco il portiere Pazzaia. Attenzione, Tibolla, Allegretti di testa, palla che rimbalza un po' come una sfera impazzita, nessuno la controllava. Adesso sulla fascia destra del campo Rigo che la mette dentro. Interessante questo pallone per il tentativo di deviazione da parte di Zeckovic, anticipato dal solito Allegretti. Nulla da fare, riparte la formazione di casa con Alex Zanetti, un paio di falli. Adesso sì, l'arbitro dice che è tempo di fischiare. Primo tentativo l'ha lasciato andare, il secondo tentativo ha aspettato per vedere se rimaneva in piedi, ma era rimasto in piedi Alex Zanetti, però con difficoltà aveva controllato la palla, quindi ha dato ragione all'attaccante di casa Eclisse e ha fischiato il fallo per lui. Segat sulla fascia destra del campo, Segat in avanti ancora, cerca l'appoggio, lo trova sul ancora Segat che se ne va. Bene, il doppio, ancora corta questa palla di Segat, però la palla rimane fuori, rimane per Nicoletti che è andato al tiro subito. Colpo di testa indietro in torsione da parte di Tibolla, poi Scarabel che va dalla parte di De Faveri, la mette giù, riesce a tenerla, è bravo, però è in vantaggio il suo diretto avversario. Però la palla l'ha toccata proprio un uomo del QDP e allora si riprenderà il gioco con una rimessa da parte della formazione di casa con Moretti che va dietro per Tibolla. Tibolla alza la testa, guarda la posizione dei suoi, non c'è nessuno che si muove, c'è Moretti che si fa vedere, ancora su Tibolla, deve venire da questa parte a questo punto, Nicoletti, rischio. Tibolla, ecco finalmente da questa parte sulla fascia, però Segat non punta, va ancora dietro. Adesso è chiaro che forse rallenta il gioco e rallenterà il gioco ulteriormente la formazione di casa. Chiaro che dobbiamo vedere se poi può accontentarsi di un altro pareggio, un pareggio casalingo che, come dicevo in precedenza, insomma sarebbe forse un pochino stretto per i colori della formazione di Della Bella. Capitan Serafin rinvia lungo questo pallone che va dalle parti di Sartorello che se lo trascina dentro in area. Attenzione, aveva tentato, voleva essere sicuro Sartorello di averla presa e di prenderla all'interno dell'area, scivolato un po', la palla passata sotto le gambe, un po' di paura per Tibolla che dice qualcosa, poi i due si spiegano, nulla da fare. Segat, lancio lungo ma troppo lungo, non c'è nessuno lì davanti, anche perché obblighi così a Zanetti a correre all'impazzata. Guadagna un calcio d'angolo l'Eclisse, il terzo calcio d'angolo per l'Eclisse Careni Pievigina. Viene a dare una mano in azione difensiva anche Zeckovic, eccolo lì che va in mezzo all'area di rigore. Scarabel è sempre lui che va alla battuta dei calci d'angolo e dei calci piazzati. Scarabel, buona con Janko che gira bene, bella questa palla, bello questo cross dalla bandierina e Janko al minuto 12 va a sfiorare il gol personale, una deviazione, una torsione molto bella del giocatore, colpo di testa che termina a lato.
sul fondo dopo il cross di Scarabel. Conquista palla ancora la formazione di casa con Segat che la fa viaggiare su De Zotti, Zanetti che tiene palla, gran lavoro per Zanetti, è un giocatore che è presente dappertutto, fa veramente grande corsa, è chiaro che non puoi pretendere da lui le realizzazioni o i gol a grappoli, certo che però è uno che si fa vedere, si fa sentire, non manca mai di dare il sostegno alla squadra, e quindi adesso vorrebbe battere questa punizione che si è conquistato, però sulla mattonella c'è Scarabel che fa capire sicuramente chi deve battere e in effetti si allontana sia Zanetti e sia Moretti, e allora Scarabel è pronto alla battuta. 3 uomini in barriera piazzati da Pazzaia, con il quarto Iara più distante a controllare De Zotti, se vuole muoversi, se ci sarà il lancio, chiama palla ancora Tibolla in mezzo all'area, ci va adesso ed è lungo questo pallone, alzano il pollice sia Allegretti che Tibolla che velocemente rientrano nella posizione difensiva. Eccoli lì i 4 della difesa della Bella, con un 4-3-3 che adesso si vede bene, 4 in difesa, i 3 a centrocampo e davanti, insomma chiamiamolo un 4-3-3 anche se potrebbe essere un 4-4-2. Palla che rimbalza sul petto di Janko, ma c'era il fallo in precedenza, quindi bloccato dall'arbitro. Si va ancora a muovere palla con Capitan Serafin per il QDP che prova a venire in avanti, bello il traversone, arriva altrettanto bene Allegretti di testa, poi il colpo di testa di Moretti indietro per il proprio portiere Sartorello che la fa sua senza problemi. Seskovic che fa finta di disinteressarsi ma con la coda dell'occhio guarda il portiere. Janko ancora il colpo di testa, a colpo di testa anche di Zanetti, bella questa palla messa in traversone dentro con questo pallone che vede ancora Scarabel. Chi era? Scarabel? 10. Il 10, sì, era proprio Scarabel che è andato in tentativo di prendersi questo pallone, un bel taglio di campo, un bel cambio campo, quarto calcio d'angolo intanto per la formazione di casa in completa tenuta bianca quest'oggi. Palla messa dentro, il tentativo di colpo di testa ma arriva in azione difensiva Seskovic che fa ripartire i suoi, attenzione perché era in difficoltà Segatte, nulla può fare altro che atterrare questo uomo nel tentativo di ripartenza. È stato anche fortunato che l'arbitro non lo ammonisse, perché questo era un chiaro intento di ripartenza da parte del QDP e andava forse sanzionata l'ammonizione, e gli è andata bene a Segat. Con Mognon che va lungo a pescare Seskovic, la spizzata di testa, attenzione perché si è messo in mezzo alla coppia Tibolla Segat, fortunatamente non è riuscito a prenderla questo pallone. E allora può ripartire ancora una volta la formazione di casa con Janko che di testa va su De Zotti che punta l'uomo 1 contro 1, ma Iara non si fa beffare, e Iara che va al rinvio. Buona la partita di Iara, meglio nel primo tempo, tra l'altro con un gol splendido, però insomma c'è anche in questo secondo tempo. Perde palla ancora Scarabel con le mani, adesso sì velocizza la formazione dell'Union QDP con Fedato che è lì vicino ai suoi, che sta insistendo e sta dicendo ai suoi giocatori di provare a spingere un attimino di più. Cerca di girarsi Gazzola, ce la fa a servire Seskovic per Zarameta che non si lamenta, che non riesce a prendersi questa palla. Rinvio lungo fuori per Bedin che può ripartire con l'aiuto di Mognon che va per le terre. Si ferma tutto, Mognon veloce su Bedin, adesso hanno velocizzato entrambe le squadre, è segno che ci vogliono provare. Scarabel, riparte l'Eclisse, Nicoletti, Janko, Nicoletti, pescato, bene, attenzione, ha rischiato, l'arbitro aveva deciso già che il fallo era di Nicoletti, quindi nessun problema. Però aveva rischiato da terra il difensore del QDP,
che aveva agganciato al piede di ripartenza ancora Nicoletti, ma la fortuna ha voluto per il QDP che il fallo l'arbitro l'avesse visto in precedenza ed era stato appunto dello stesso Nicoletti. Pazzaia, rinvio oltre la metà campo, colpo di testa di Scarabel, sempre lui. Janko, fallo o fuorigioco? Sì, fuorigioco di rientro di Janko. Non protesta Janko, perlomeno oggi è tranquillo, è così che lo vogliamo, insomma. Ancora la formazione di casa che prova a ripartire, ce la fa di petto Alex Zanetti su De Faveri. De Faveri cerca l'1 contro 1, lo trovo, subisce anche il fallo di Capitan Serafin. L'arbitro dice che si può giocare, è un arbitro, come ho detto in precedenza, che lascia giocare. Ha spezzato pochissimo il gioco e ha sbagliato anche poco, nulla da dire. Ecco che viene dentro, attenzione, Sinameta ancora ha provato ad andare al tiro, ha colpito Moretti, invece Sinameta ha gravitato proprio sui 25 metri dell'area di rigore, ha tentato un paio di volte di vedere la porta, non ce l'ha fatta, è riuscito poi in un colpo, ha provato e ha colpito involontariamente un giocatore della compagine di casa che è andato a terra, e per questo l'arbitro poi ha fermato il gioco. Sartorello è pronto al rinvio, tutti davanti, è un momento in cui spinge l'Eclisse, cerca di contrastare Janko, non la prende la palla ma la prende in mezzo al campo Scarabel, Segat corta la palla, poi fortunatamente Scarabel ci rimette il piede. Janko prova a girare questa palla, però è troppo lenta e troppo facile da parare per Pazzaia, nessun problema, e allora riparte il QDP. È partita bella adesso, piacevole, perché le due squadre ci provano. Jara che si sgancia e non c'è nessuno in marcatura o che quantomeno l'abbia seguito. Fortunatamente fa la diagonale bene Segat, che poi finisce nella piazzola del salto in lungo. Si rialza, riparte, pronto Sartorello al rinvio lungo con 5 uomini in difesa per la formazione del QDP, sui 4, adesso 5 dell'Eclisse, che prova a spingere, vi dicevo poco fa, guadagna palla, De Zotti non c'ha spazio per andare, però è fortunato perché trova una deviazione dello stesso Jara che gli mette la palla in fallo laterale. Arriva Segat con le mani, tocca a lui rimettere in gioco la compagine di casa, l'11 di Della Bella, che ha trovato subito al rientro dagli spogliatoi dopo un minuto e mezzo il gol del pareggio, che ha permesso di giocare con molta più tranquillità questo secondo tempo. De Zotti 1 contro 1, non riesce a passare a Mognon, palla che viene controllata da Nicoletti per Segat, ancora alza la testa, non trova l'uomo libero, poi guadagna un fallo con Sinameta, che si è visto costretto da Tergo a commettere questo fallo. E in effetti giustamente Della Bella dalla panchina, che si è alzato, dice: la palla la potevi dare prima ancora sulla fascia destra invece di ostinarti a rientrare. Fallo che comunque viene preso. Scarabel, tocca a lui. Scarabel che guarda verso la panchina per vedere se Della Bella c'ha qualche suggerimento da dare. 2 uomini in barriera, poco più distante Jara, stessa posizione di prima con De Zotti spostato lateralmente, ma pensiamo che la metta dentro perché le torri sono arrivate. Ancora è buono, è fuori gioco, c'era, sì, si alza la bandierina, nulla da fare. Buona la girata di Allegretti, peccato che tutto fosse stato falsato dalla posizione di fuorigioco dello stesso Allegretti, che aveva girato bene di testa. Non mi pare fosse Tibolla, mi pare sì, era Tibolla ancora nuovamente in versione goleador.
versione goleador, questa palla calciata male da Sartorello che ha rischiato parecchio, poi con le mani la palla è rimbalzata su Vigo, l'arbitro si vede costretto a bloccare il gioco e adesso blocca il gioco nuovamente perché Sinameta si era messo davanti a Nicoletti per impedirgli il lancio. Viene in avanti ancora Scarabel va dalle parti di Moretti che butta dentro questo traversone, niente da fare. Tibolla, Segat a metà campo, Segat che controlla, Scarabel che va indietro da Allegretti ancora sulla fascia sinistra del campo con Moretti che punta l'uomo, viene in avanti con lo sbaglio di De Faveri ancora l'appoggio per Zanetti, va per le terre Janko ma si lascia andare, l'arbitro non ci casca. De Zotti sulla fascia destra del campo, De Zotti che converge, De Zotti ancora vede lo spiraglio ma la palla parte poi come un missile, ma è un'aria perché non trova la terra e quindi nulla da fare. Palla che vola alta sopra la traversa abbondante di Pazzaia, c'è un cambio nelle file dell'Union QDP e allora cambio nelle file del QDP, vediamo, entra al 24esimo minuto, esce il numero 7 Mirko Tessaro che in effetti ha fatto pochino quest'oggi ed entra il numero 13 che è Scopel. Davide Scopel al posto di Mirko Tessaro, giocatore che a me piace molto, questo Tessaro classe 89. Oggi non è riuscito ad essere incisivo nella partita, nella gara, non è mai entrato proprio appieno nella partita ed è un peccato perché lui tra l'altro ha anche dei piedi molto buoni, quindi riesce anche a far giocare i suoi compagni, la sua squadra. In avanti Janko che velocizza, poi Bedin la mette fuori, non la conquista ma la riconquista Nicoletti in seconda battuta perché De Zotti era andato a vuoto, Bedin la mette fuori questa palla, allora può ripartire, può provare almeno a ripartire il QDP, sì ci riesce con Gazzola lancio lungo, attenzione perché si è sbilanciati un po', allora con questo tentativo di Vigo che rimbalza contro il giocatore Tibolla, palla che va in fallo laterale, era sistemata un pochino male la compagine del QDP perché di casa, scusatemi, si era allungata troppo in fretta, non ne aveva fatto ritorno e allora nulla da dire, palla che viene messa dentro ancora, può ribattere questo pallone, il colpo di testa di Tibolla che toglie la palla a Seskovic che era pronto alla deviazione, sarebbe stato pericolosissimo. Alex Zanetti deve fare viaggiare e ci pensa lui adesso con Janko che prende palla, la mette a terra, va a vuoto il contrasto di Bedin lancia lungo ancora per Alex Zanetti che non è in fuorigioco, il tentativo di colpo di tacco adesso riuscito per De Zotti, il tiro di Scarabel che sibila a lato, l'ha toccato ma è un'azione particolarmente, diciamo, che sarebbe potuta concludersi in maniera più efficace. Zanetti, poi abbiamo lo stesso Scarabella al tiro e poi De Zotti che hanno giocato questa azione, che hanno portato avanti questa azione, ancora il colpo di testa in azione difensiva da parte del QDP. E allora nulla da fare per la compagine di casa con Alex Zanetti e il pubblico di Fede QDP aveva protestato per una sua posizione di fuorigioco, ma il guardialine era posizionato dietro a lui, cioè proprio in ritardo, non avrebbe mai potuto vedere, infatti non ha tirato sulla bandierina, ha lasciato, avrà pensato, ci penserà l'arbitro, ma era proprio qui, era partito in ritardo e lui non avrebbe mai potuto vedere la posizione di Zanetti, che anche a noi dalla cabina stampa ci sembrava al di là un pochino di tutti, sì. Pazzaia alla rinvio, colpo di testa di Nicoletti ancora in mezzo al campo, fa sua la palla, poi riparte, cerca quantomeno di ripartire il
QDP con Gazzola che mette in avanti, in scivolata bene Nicoletti che è cresciuto, anzi era Scarabel, lui c'è sempre in questo secondo tempo. Iara sotto davanti proprio alla nostra postazione e sotto la tribuna centrale, che ha allargato le braccia chiamando la palla, perché effettivamente lo stanno badando poco da questa parte, non usano la fascia sinistra del campo, più sulla destra, e adesso anche Fedato si è arrabbiato ritornando in panchina perché ha perso questa palla, persa male questa palla, giocata non intelligentemente, quindi con un giocatore come Iara che stava chiamando, allargando le braccia, la palla proprio sulla sua posizione. Ancora la situazione di parità qui al D'Agostin di Pieve di Soligo, quando nel secondo tempo si sono giocati 28 minuti, ci avviciniamo alla mezz'ora, una palla che viene spedita proprio come una volta in tribuna, quasi c'è la recinzione che blocca la sfera. E allora può ripartire con Segat, la formazione di casa, palla a Scarabel che alza la testa, guarda la posizione dei suoi, è bravo a farla girare subito Alex Zanetti, accorgendosi che da Tergo stava arrivando il suo diretto avversario, palla che però invece perde Segat in malo modo, non riesce a controllarla, permette a Iara con le mani di portarsi avanti su Seskovic, palla che non arriva a lui perché arriva indietro ancora, attenzione con questa palla, ma c'è Tibolla che chiude bene, attento, palla dietro ancora per Sartorello, spinge su Moretti, vede partire De Faveri, palla che non riesce a controllare De Faveri, palla che viene presa da Serafin, il capitano del QDP, rilancio in avanti, ancora Allegretti che guarda Sartorello, poi si serve di Tibolla e allora Tibolla dice eccolo qua. Allegretti viene a riprendersi la palla in mezzo al campo, viene su Segat, deve provare a spingere, adesso è il momento forse di farlo, è il momento forse di dare una accelerata ulteriore se vuole portare a casa i 3 punti. Siamo alla mezz'ora, quindi 15 più eventuale recupero da giocare qui al D'Agostin, con le due compagini che sono ferme sull'1-1, gol di Iara e gol di Tibolla, due difensori che ancora una volta segnano per gli attaccanti che non si sono visti né da una parte né dall'altra in questa gara. De Zotti, una delle poche sgroppate che ha fatto in questa partita, viene bloccato all'entrata in area di rigore, nulla da fare, rinviato, ma Seskovic vedete che è lì in mezzo al deserto e non prende palla, ma non per suo demerito, ma proprio perché questi traversoni o questi lanci non sono precisi e non arrivano sulla testa del forte centravanti del QDP, che però devi far giocare insomma in mezzo all'area, perché la sua peculiarità è quello di un buon stacco di testa e di una buona presenza in area di rigore nei 13 metri. Con le mani l'Eclisse con il solito Alex Zanetti che fa filtrare questa palla, Janko che prova a tirare, poi bloccato, e allora ci prova De Zotti, ma era meglio che non ci provasse perché palla che termina abbondantemente sul fondo, altissima. Pazzaia al rinvio lungo subito per giocare, bravo Nicoletti che forse appoggiandosi però riesce in qualche maniera ad uscire con palla al piede, poi De Zotti blocca tutto, finisce l'azione lì di spinta e Segat fa rischiare, fa tremare la retroguardia. Sartorello, che di solito è molto calmo e tranquillo con i suoi compagni, questa volta si arrabbia con il giovane Segat che, lo ricordiamo, è in classe 2001, attenzione. Gioca il QDP con le mani, l'arbitro fa arretrare la posizione al solito Markovic che ha una rimessa in lunga, va su Seskovic che la mette in mezzo, ma in mezzo c'è soltanto Gazzola che era marcato da un suo diretto avversario, null'altri perché nessuno aveva seguito l'azione. De Zotti indietro per Segat, palla che termina fuori sul tocco di Sinameta,
e con le mani allora Segat che ha a fianco Scarabel. Scarabel lo lancia lungo in avanti, Scarabel ancora a sostegno dei suoi, Janko che perde palla, arriva Zanetti come un fulmine, commette fallo, allarga le braccia fedato davanti alla panchina, chiamando ancora all'impegno i suoi, vuole vedere qualche cosina in più davanti, va a posizionarsi in mezzo, in questo momento è in fuorigioco Seskovic, però è lì davanti che cerca naturalmente di provocare disturbo alla retroguardia di casa. Eccolo qui, va alla spizzata, però Gazzola che doveva seguire scivola e non riesce a prendere palla. Ancora il numero 13 Scopel sulla fascia, cerca di andarsene, adesso conquista palla la formazione di casa, lancio lungo, forse poteva fare ancora un paio di sgroppate Nicoletti, invece ha voluto subito servire Janko, palla controllata dal suo diretto avversario e ancora una volta sotto la nostra postazione, proprio davanti alla tribuna centrale, Jara che allarga le braccia disperato perché si gioca solo sulla fascia destra del campo e qui rimane, guardate la palla che viene portata in avanti, ancora va al tiro ma termina fuori, quando Jara, che adesso applaude perché è bravo anche ad applaudire, e qui era da solo. E quindi bisognerebbe un attimino alzare e guardare anche sulla fascia sinistra del campo, è la fascia dove nel primo tempo Jara stesso ha trovato il gol e il QDP aveva impegnato maggiormente la compagine di casa. Sartorello pronto al rinvio. 34 minuti, 11 al termine più eventuale recupero. Segat non ci si muove dall'1-1, ancora Janko, questa volta è bello il traversone, arriva soltanto De Faveri che si fa bloccare dal numero 13 Scopel che gli mette palla in fallo laterale. Ancora la formazione di casa che prova a manovrare, mette dentro, bravo Mognon ad uscire, interviene Segat, commette fallo, sì. 34 e 37 al nostro cronometro, con la partita che non si schioda da questo 1-1. L'aveva aperta Jara per il QDP, l'ha ripareggiata, l'ha riposizionata in parità Tibolla per la compagine di casa. Markovic in mezzo al campo, prova a trovare spazio, Seskovic si gira, Markovic viene dentro, attenzione all'ex di turno, Markovic che la mette dentro, traversone interessante che Sartorello deve allungarsi e prenderla in due tempi per bloccare lì questa iniziativa buona di Markovic che non ha trovato però nessun compagno in mezzo all'area, pronto alla deviazione. Scarabel indietro ancora con De Faveri che va su Allegretti, prima c'era Tibolla, adesso sempre in orizzontale su Segat, si fa vedere Scarabel, eccolo, la verticalizzazione è sua con Janko che perde palla, poi fortunato Nicoletti va a riprendersela, il capitano Serafin ci mette la testa, è pronto il rinvio, attenzione a Moretti, attenzione, deve metterla fuori se non vuole rischiare oppure prendersi il fallo, come in questo caso ci ha messo il corpo davanti e c'è Seskovic che protesta, ma fa male perché il fallo c'è tutto. Moretti questa volta è stato bravo, ha messo il corpo davanti e Seskovic non poteva far altro che spingerlo e metterlo a terra, quindi nessun problema, doveva stare tranquillo, insomma. Adesso c'è Della Bella che chiama Meneghello, mi pare di aver visto rientrare in panchina e potrebbe... Allora Meneghello nasce come esterno alto, si è provato in apertura di stagione a farlo giocare esterno basso con ammonito e espulso Janko. Viene tra l'altro redarguito anche pesantemente da Scarabel, mi fanno segno dalla telecamera, una gomitata che l'arbitro ha giudicato volontaria e allora al minuto vediamo 37esimo minuto espulso Janko. Permettetemi di dire che non ci siamo. Non ha protestato, è stata un'apertura alare, diciamo così, una gomitata
Espulsione ridicola. Altra stupidaggine di Janko, non vogliamo condannarlo, però qui siamo... L'arbitro ha fatto una topica. Lo vedremo dalle nostre immagini, insomma, che capiremo che cosa è successo, e Della Bella sta piangendo, Janko forse... Dobbiamo dire che adesso, insomma, allora, al di là del fatto che tocca sempre a lui, perché è una consuetudine, brutta consuetudine, però al di là di questo non ho le immagini da vedere subito, quindi riserviamoci di vederle e di non condannare nessuno, però sta di fatto che ancora una volta l'Eclisse è costretta a giocare gli ultimi minuti di una gara, tra l'altro importante, tra l'altro in parità, in 10 contro 11, viene dentro De Zotti, De Zotti la mette dall'altra parte, non arriva la deviazione De Faveri che non incoccia il pallone forse troppo forte, però pallone qua, cosa sta succedendo? Vediamo in panchina, vediamo in tribuna, c'è qualche scalmanato, un po' di sì, un po' di rissa in tribuni. Un po' di animi caldi, insomma, anche in tribuna. Non capita molte volte a Pieve di Soligo, attenzione, perché non capita. Mamma, papà. Ah, il papà di Janko, ci dicono. Vabbè, insomma, al di là di quello, insomma, va bene. Non capita molte volte, può tornare la partita e torniamo a vedere qualcosa di più bello sicuramente. Iara con Sinameta che viene bloccato, ancora animi caldi in tribuna, è successo un po' di tutto in questi minuti, l'espulsione di Janko, poi il tiro di Gazzola. Il tiro di Gazzola che scuote Sartorello, tiro di Gazzola e Sartorello deve parare con i pugni. È un'azione pericolosa per quanto riguarda la compagine ospite. Al 39esimo Gazzola impegna Sartorello con i pugni. Si sono scaldati gli animi qui al campo di Pieve di Soligo, non capita molte volte, anzi dobbiamo essere sinceri, non capita mai, correggiamoci, perché pubblico tranquillo, pubblico sereno quando ce n'è, perché c'è anche poco pubblico, però insomma oggi è un pubblico che il derby del quartiere del Piave che si sente, insomma, e ha dimostrato di averlo sentito queste persone che hanno, diciamo, baruffato, passatemi il termine, in tribuna. Adesso c'è Meneghello che chiede di entrare, al di là di tutto vedremo se deve entrare. Meneghello qui sotto la nostra postazione, l'arbitro viene richiamato dal suo diretto coordinatore di linea e allora esce De Zotti, sì, secondo me giusto questo cambio, perché De Zotti oggi, a parte l'ultima sgroppata che ha fatto al 41esimo del secondo tempo dentro il numero 16, dentro Meneghello. Vi stavo dicendo che Meneghello è arrivato e l'hanno fatto giocare esterno basso. Non è un esterno basso, Della Bella l'ha capito subito e ha cambiato la rotta, ha cambiato il tiro, e quando viene utilizzato proprio alto, dove sa fare il suo, insomma, in fascia. Vedete come è andato a impensierire Iara che perde palla. Meneghello adesso la sua freschezza la deve far sentire, ma esce bene Mognon, che è un lottatore invece dalla parte sua. Mognon Giacomo, 1996, un ragazzo che sta facendo bene, un lottatore in mezzo all'area. Ancora Segat che rischia questa palla, la butta poi via, preda di Pazzaia che la chiama. Bedin la lascia, può ripartire. Non mollano le due squadre che vorrebbero concludere in maniera diversa questa gara. Siamo sull'1-1, palla che viene forse tenuta con un braccio, ed è così in effetti.
palla che viene controllata, ancora animi che si riscaldano in tribuna, e allora può riprendere il gioco. Adesso si blocca, si rallenta ulteriormente, l'attenzione è quasi tutta incentrata qui in tribuna piuttosto che al campo dove si sta giocando, dove si stanno giocando gli ultimi minuti. 42esimo minuto di gioco, quindi 3 più eventuale recupero per concludere questa gara, una gara che ha avuto 2 gol, quello di Yara nel primo tempo, poi nemmeno 1 minuto e mezzo girato di lancette dell'orologio, e poi il gol di Tibolla che ha riportato la sfida in parità, dove è al momento, dove è attualmente. In avanti Mognon che trova il compagno libero ed è Markovic dalla parte destra del campo, la mette dentro, Seskovic che si gira, succede un po' di tutto, una mossa di karate in area tra lui ed Allegretti, volano entrambi, si arrampicano uno sull'altro, nulla da fare, l'arbitro decide che il fallo è dell'attaccante, giustamente in questo caso, perché Allegretti era rimasto fermo, lui aveva cercato di conquistare palla, si era appeso, insomma adesso Allegretti va a spiegarsi con Seskovic, che però pare tranquillo, non ci sono problemi. Sartorello al rinvio lungo, il colpo di testa ancora di Markovic che ha giocato bene in questa partita, spinge sulla fascia destra del campo ancora l'Union QDP che vuole e cerca naturalmente di scuotere la gara, però riprende in mano la matassa, il filo, la compagine di casa con Meneghello che spinge in avanti sulla fascia destra del campo. Yara però non concede. Bravo Yara, bravo anche in azione difensiva, bravo Yara. Sì, bravo Yara in questo caso, con il numero 13 Scopel che dalla parte destra del campo prova ad impostare per i suoi, la cede palla a Vigo, e anche Vigo si è visto pochino quest'oggi, ha dovuto lavorare soltanto. Ancora Yara che mette fuori la palla, Segat va per le terre ma non c'è assolutamente fallo, almeno così ci sembra. Vediamo se l'arbitro invece decide di dare la punizione. Sì, decide di dare la punizione perché Yara ha toccato l'uomo prima di toccare palla, e allora adesso ci comunicano quanti minuti si dovrà giocare oltre il 90esimo. 3 minuti, si andrà fino al 93esimo, quindi 3 minuti da giocare ancora, con Marson che potrebbe fare l'esordio suo in campo nuovamente. Vediamo con le mani, no, è calcio d'angolo. Allora calcio d'angolo, è il quinto, 6. Allora 6 calci d'angolo per l'Eclisse, 5 per l'Union QDP. Mentre è pronto Marson ad entrare in campo, sembrano finalmente finiti i suoi problemi al ginocchio, ce lo auguriamo, è un giocatore importante, sarebbe per la rosa di Della Bella. Buona questa palla messa lì in mezzo, sfiora via, attenzione alla rovesciata di Allegretti in buona coordinazione, ma palla che termina alta. Vediamo se c'è il guardialinee che chiama l'arbitro. Sì, cambio, e allora vediamo, è pronto Marson per gli ultimi 2 minuti e mezzo, 2 minuti circa di gioco in questa gara qui al D'Agostin. Esce Segat ed entra Marson. Ci auguriamo che Marson, ripeto, sia a posto fisicamente, giocatore che può fare la differenza. Vi ricordo che in una linea immaginabile, in una difesa immaginabile per la Pievigina e per l'Eclisse, manca anche Nicola Canzian sulla fascia sinistra del campo, quindi Della Bella avrebbe la possibilità di reinventare con l'entrata di Marson e di Canzian la difesa, spostando una pedina importante come per esempio Tibolla più in mezzo al campo, più davanti alla difesa, insieme a Scarabelli, insieme a Nicola
Nicoletti. Insomma sarebbe già un bel vedere, quantomeno difesa e centrocampo sarebbe stata sistemata. Vi ricordavo ad inizio telecronaca di un cambio nelle file della Meneghello, cerca di conquistare palla, ce la fa intanto De Zanet, poi ancora Meneghello che inciampa sul pallone, palla che non viene più trovata. Vi dicevo che c'è Alessio Frezza che non fa più parte del roster del Clisse Careni Pibigina, torna a giocare in Friuli dove può studiare, lui fa ingegneria, ultimi esami tra l'altro, quindi naturalmente in bocca al lupo e buon studio, ma anche buon gioco, però magari con meno pressioni e meno impegno per quanto riguarda il giocatore, mentre arriva da domani alla ripresa degli allenamenti, da martedì meglio dire, Mattia Nardulli, classe 99 del Giorgione, al Zero Branco in questa prima parte di stagione, una punta centrale, un 99, un fuori quota. Staremo però a vedere che cosa potrà dare in più a questa squadra, perché dobbiamo segnalare anche oggi, purtroppo, con la possibilità di rivedere le immagini e di giudicare poi a monte che cosa è successo ancora una volta con il giocatore Janko, che è sempre in mezzo alla confusione, diciamo noi. E allora termina qui 1-1 la gara tra Eclisse Careni Pivigina e Union QDP, termina qui 1-1, un punto che a questo punto, scusate il gioco di parole, possiamo dire serve poco a tutti e due, però in pratica si rimuove nuovamente la classifica, Eclisse che sale a 20 e QDP che sale a 14. È tutto per oggi, linea che torna definitivamente alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.